Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Estate e strade siciliane, non si ferma la scia di incidenti mortali, l'ultima vittima un quarantenne morto sulla A18. I dati ACI-Istat confermano un calo dei decessi, ma i numeri sono ancora lontani dagli standard europei. Nuova intimidazione allo Zen di Palermo contro il bar Cherie. Nella notte sono stati incendiati i condizionatori esterni del locale. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere per identificare i responsabili. 3 uomini sono stati arrestati nel Catanese dopo una rapina in un panificio di Caltagirone. Inseguiti dai carabinieri si sono schiantati con l'auto contro un palo. Uno dei fermati, 52 anni, era ai domiciliari. Stato di agitazione dei medici di famiglia dell'ASP di Ragusa. I sindacati denunciano mancata attivazione della presa in carico dei pazienti e il rispetto degli accordi vigenti. Intesa tra ST Microelectronics e Sidra per la fornitura idrica al nuovo campus SIC da 5 miliardi. Scongiurato il rischio di stop al progetto. Catania si prepara a un'estate di eventi con il Summer Fest 2026 tra musica, teatro e cultura. Un ricco cartellone trasformerà piazze e spazi urbani in palcoscenici a cielo aperto. Alla Villa Bellini grandi nomi della musica. Calcio, il Catania accelera per la panchina. Fabio Caserta resta la prima scelta per un progetto biennale. In alternativa c'è Emilio Longo, gradito al club ma pronto a subentrare solo in caso di fumata nera su Caserta. Serie B, il Palermo attivo sul mercato con Hernani, a un passo dal ritorno in Italia, mentre si accelera anche per Esteves del Parma per rinforzare il centrocampo. In attacco resta viva la pista Luvumbo. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale purtroppo con l'ennesima tragedia della strada. Nella notte lungo l'autostrada A18 Messina-Catania all'interno della galleria Taormina, l'ultimo episodio. Con l'estate aumentano gli incidenti mortali. Se nel paese le vittime sono in lieve calo, in Sicilia avvengono ancora l'11% degli scontri totali. Ma ci dice tutto Manlio Viola. Arriva l'estate e ricomincia il tragico stillicidio di vittime della strada. Ancora un incidente mortale oggi è avvenuto lungo la A18 nella galleria Taormina. La tragedia si è consumata alle 2:30 della notte nella corsia in direzione Catania. Nello scontro fra un'auto e un pullman fermo perché in panne ha perso la vita un uomo di 40 anni. L'incidente fra una Fiat 16 che proveniva in direzione Messina e il mezzo fermo per guasto. Ferita anche la figlia della vittima che viaggiava con lui nell'auto. È un elenco infinito quello degli incidenti mortali. Appena 3 giorni fa una giovane ciclista è morta nel Palermitano travolta da una vettura che è piombata su un gruppo di ciclisti proprio dietro una curva. Non ci sono soltanto gli scontri letali. Proprio oggi un altro incidente è avvenuto fra Lentini e Catania sulla statale 114 nei pressi del Ponte San Leonardo. Auto cappottata, 2 feriti. Anche se la drammatica scia di incidenti non si interrompe mai, la stagione estiva, così come i periodi di festa, porta con sé un aumento degli scontri gravi a causa di maggiore distrazione, abuso di alcol e uso di droghe. Secondo il report ACI-Istat di 2 giorni fa, però, gli incidenti in Italia sono in calo, anche se ancora siamo lontani dagli standard di sicurezza europei. Nel primo semestre del 2025 in Italia si sono registrati 1310 morti sulle strade, il 7% in meno del 2024, il 15% in meno del 2019, anno di riferimento, quando furono 1534. La Sicilia mostra l'11% del totale degli incidenti, con 145 scontri mortali fra gennaio e giugno 25. Nel paese, parlando degli scontri con esito mortale, le autostrade sono più sicure e fanno registrare solo l'8,6% degli incidenti, mentre il 73% avvengono nelle strade urbane e poco meno del 17% lungo le extraurbane. Nell'isola il rapporto è leggermente diverso, con circa il 10% di scontri in autostrada, il 29% su strade extraurbane e solo il 61% in città. Adesso andiamo a Palermo perché c'è stata un'ennesima intimidazione e per l'ennesima volta al bar Cherie allo Zen. A fuoco i condizionatori esterni. I residenti del quartiere sono indignati e dicono cosa fa lo Stato. Marco Gullà.
Ancora intimidazioni allo Zen, preso di mira nuovamente il bar Cherie. Alcuni giovani hanno dato fuoco alle unità esterne dei condizionatori dell'esercizio commerciale. Da una prima analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate vicino al bar e in zona, sembra infatti che i due uomini abbiano innescato il rogo, forse senza l'utilizzo di benzina o altri acceleranti, ma sfruttando solo la presenza dei rifiuti che con il caldo sono andati rapidamente a fuoco. Nei giorni scorsi davanti al bar erano state trovate bottiglie di benzina e la richiesta di 5.000 euro e un petardo aveva anche danneggiato la parte esterna dell'esercizio. Tra i residenti adesso c'è paura e soprattutto rabbia. Ma viene qua lo Stato, ma lo Stato dov'è? No, sono tutti assenti, vengono a fare le passerelle, vanno in chiesa, si vedono col prete, fanno le conferenze antimafia e cose varie contro il pizzo, ma lo Stato dov'è? Lo Stato è assente. Io stanotte mi sono alzata, alle 3 mi ero affacciata, sentivo una puzza strana, anche perché questa puzza di qua è cancerogena, è brutta, è una puzza che non si poteva respirare, poi ho capito, sì, fu la puzza che mi ha fatto svegliare. L'intervento dei vigili del fuoco. Ma c'era fumo, puzza? Puzza del bruciato, sì. Resta alta l'attenzione da parte di investigatori e procura che cercheranno di capire come inquadrare esattamente quanto accaduto stanotte. Adesso andiamo nel catanese, prima la rapina, poi la fuga, ma anche lo schianto. È avvenuto a Caltagirone nel colpo che è stato inferto ai danni di un panificio, che però si è concluso con un inseguimento ad alta velocità e l'arresto di 3 catanesi. Pensate che uno di questi era ai domiciliari. Eva Spampinato. Queste sono le immagini conclusive di un inseguimento ad alta velocità che è finito così, con i banditi che si schiantano contro un palo nel tentativo di fuggire ai carabinieri, perdendo il controllo dell'auto su una rotonda. Siamo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove si sono vissuti attimi di paura in pieno giorno. 3 uomini con il volto coperto e armati di una pistola fanno irruzione in un panificio di Viale Mario Milazzo. Minacciano il personale, si fanno consegnare l'incasso della giornata, 635 euro, per evitare che venga lanciato l'allarme. Poi portano via anche i telefoni cellulari dei dipendenti, che però escono dal panificio gridando. Le immagini di videosorveglianza mostrano tutte le fasi del colpo e anche i concitati momenti successivi. Una pattuglia dei carabinieri nota l'auto che si allontana a forte velocità e scatta l'inseguimento. La corsa termina qui, in via Fontanelle. L'utilitaria blu si schianta, i militari bloccano e arrestano i 3 presunti responsabili, tutti catanesi di 19, 25 e 52 anni. La pistola utilizzata per la rapina si scoprirà poi essere a salve, la targa del veicolo alterata. Dopo le porte dell'ospedale, per i 3 si sono aperte quelle del carcere. Dopo il sequestro preventivo e le misure cautelari nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti, Impianti SRR cambia guida. Un commissario nominato dal GIP di Caltanissetta assume la gestione della società per un anno, mentre cresce il pressing politico sui controlli e sul futuro della discarica di Timpazzo. Gerry Italia. Cambio ai vertici di Impianti SRR, la società che gestisce la discarica di Timpazzo e il servizio rifiuti nell'ambito territoriale. Dopo i provvedimenti del GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti, la gestione passa nelle mani di un commissario giudiziario. A guidare la società sarà il commercialista nisseno Marco Valenza, incaricato per un anno. Il professionista ha già avviato una prima ricognizione sulla situazione amministrativa e gestionale, in attesa della relazione da presentare al giudice. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con i sindaci della SRR. Una svolta dopo una lunga fase di gestione affidata all'ingegnere Giovanna Picone, raggiunta da una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta. L'assemblea dei sindaci ha già deciso la revoca dell'incarico. Restano ora diversi nodi da affrontare, dall'acquisizione definitiva del sistema di compostaggio di Brucazzi alla proroga per la gestione delle vasche sature, fino ai progetti di ampliamento del sito con la nuova vasca F, un intervento da quasi 12 milioni di euro, finanziato con fondi FSC. Tra le questioni sotto osservazione anche l'iter tecnico del progetto. Nei mesi scorsi era stato affidato lo studio di fattibilità tecnico-economica a una società di Bagheria, il cui direttore tecnico è l'ingegnere Salvatore Parlatore, già responsabile tecnico di Timpazzo e attualmente ai domiciliari nell'ambito della stessa indagine. Sul caso intanto interviene anche la politica regionale. Il deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo ha chiesto un'audizione urgente in Commissione Ambiente dell'ARS per chiarire quali controlli siano stati effettuati negli anni sull'impianto. Un aspetto che al momento rassicura i cittadini è che sul piano operativo però non risultano criticità per la continuità del servizio nei comuni dell'ambito e per la piena funzionalità della piattaforma di Timpazzo.
La sanità pubblica è un'organizzazione complessa, non può essere gestita come un condominio. Questa denuncia arriva dai sindacati dei medici di base che a Ragusa sono al momento in stato di agitazione. Sentiamo perché nel servizio. Veronica Barbarino. In stato di agitazione i medici di famiglia dell'ASP di Ragusa. Alla base del malessere la scarsa attenzione alle proposte dei medici e una mancata applicazione degli accordi vigenti. Le 3 sigle sindacali presenti sul territorio, FIMT, SNAMI, FIMT, accusano nello specifico l'ASP ragusana di ignorare la mancata attivazione del servizio di presa in carico dei pazienti cronici e non. Ma cosa significa? Quando un paziente si reca a una visita specialistica, il medico specialista non redige le richieste in maniera che il paziente possa direttamente rivolgersi alle strutture di prenotazione per poterle fare rapidamente. Invece è costretto a recarsi al medico di famiglia, fare lì la fila, è costretto poi ad andare al CUP, è costretto poi ad andare agli uffici ticket e altro, intasando in questo modo anche le liste d'attesa. Molte volte è costretto a pagare di tasca propria queste prestazioni proprio per rispettare i tempi delle visite di controllo successive. Una situazione che secondo i rappresentanti dei camici bianchi rischia di compromettere il funzionamento della sanità pubblica sul territorio ibleo. Il 25 giugno è previsto un incontro con i vertici dell'azienda sanitaria locale e se non dovessero arrivare risposte concrete, i sindacati non escludono il ricorso allo sciopero, con chiusura totale degli studi ma assicurando le urgenze. È stato raggiunto l'accordo per la fornitura d'acqua alla ST Microelectronics. È un importantissimo accordo che consentirà lo sviluppo del nuovo campus SIC. Lorena Dolci. Se i rubinetti sono a secco i cittadini si trovano a disagio, ma se l'acqua non arriva in un grosso stabilimento come la ST Microelectronics, a rischio è il lavoro di centinaia di dipendenti e lo sviluppo della zona industriale e di un intero settore strategico di quella nata come l'Etna Valley. Il rischio sembra per ora scongiurato. Dopo mesi di trattative, di studi idrogeologici, di campagne di prova sui pozzi, Sidra ed ST hanno raggiunto l'accordo per la fornitura d'acqua per il nuovo Campus SIC, l'impianto che farà produzioni basate su carburo di silicio. Un progetto da 5 miliardi, 2 dei quali fondi pubblici, tra i più grandi investimenti del settore che per andare avanti chiedeva però di essere annaffiato abbondantemente. La società ha espresso soddisfazione per un risultato che garantisce continuità e prospettive di sviluppo. Soddisfatta anche la FIOM CGIL di Catania, che però chiede tempi certi sulla realizzazione delle condutture idriche. Secondo il sindacato, infatti, le condizioni attualmente disponibili consentirebbero di coprire soltanto 2 dei 5 step previsti dal piano industriale dell'azienda e dunque dei primi 2 moduli produttivi. Il progetto complessivo invece ne prevede 5. E ancora a Catania arrivano le nuove regole per i Diors, gli spazi all'aperto per i locali. La Commissione urbanistica ha varato il regolamento che porta ordine in questo settore. Sentiamo le novità nel servizio, sempre Lorena Dolci. Costi ridotti ma anche metrature più contenute. Arrivano nuove regole per i Dehors, le installazioni e pedane all'aperto per i locali, fenomeno esploso durante il Covid ma finito in una giungla di tendoni e sedie. La Commissione urbanistica del Comune di Catania ha varato il regolamento che mette ordine in questo settore. Bar, gelaterie, pub o ristoranti pagheranno un canone inferiore, ma la metratura consentita sarà al massimo il 60% del locale rispetto al 100% precedente. Prevista anche una semplificazione amministrativa con 3 percorsi distinti basati sull'impatto delle strutture. Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di incentivi economici legati alla rigenerazione urbana. Se più operatori si riuniscono in consorzio per riqualificare un'area, possono ottenere fino al 70% di sconto sugli oneri e un incremento fino al 30% del suolo pubblico occupabile. Per la prima volta poi anche librerie e biblioteche avranno la possibilità di organizzare spazi all'aperto per letture ed eventi culturali. La città resta divisa in 3 zone, centro storico e zone di pregio, ambiti costieri e tutto il resto. In zona 1 niente più tendoni, solo tavoli, sedie e ombrelloni, con o senza pedana. Nella 2 si potranno invece montare le pedane, mentre nella 3 si potranno montare strutture chiuse da tutti i lati con o senza pedana. Su tutto vige il controllo della Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi porteremo nella Valle dei Templi. Emergono nuovi reperti archeologici. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, la Valle dei Templi continua a svelare i suoi segreti. Dall'11ª campagna di scavo nel quartiere ellenistico romano emergono infatti nuove scoperte. Sentiamo. La Valle dei Templi non smette di sorprendere. Dagli scavi del quartiere ellenistico romano emerge una nuova pagina di storia che racconta un Agrigento viva e protagonista anche dopo la fine dell'età classica. È in corso l'11ª campagna di scavo, frutto della collaborazione tra il Parco archeologico della Valle dei Templi e l'Ateneo di Bologna. Nell'isolato quarto, studenti, ricercatori e archeologi stanno riportando alla luce un edificio monumentale ricco di mosaici e pitture, trasformato nei secoli in un luogo di culto cristiano. La mia esperienza fino ad adesso è comunque quella di avere un'ottima opportunità per conoscere questo tipo di lavoro, soprattutto perché lo vivi sull'esperienza e lo vivi sul campo e è un'esperienza che consiglio soprattutto per rendersi conto dell'ambiente e della vastità effettivamente del lavoro che c'è e delle attività che ci sono. Le ricerche stanno rivelando importanti testimonianze sulle diverse fasi di vita dell'area, contribuendo a riscrivere la storia della valle e a superare l'idea di un medioevo segnato soltanto dal declino. Un lavoro che mette insieme archeologia, studio dei resti umani e analisi dell'ambiente antico per ricostruire la vita quotidiana delle comunità che hanno abitato questo luogo straordinario. L'edificio che abbiamo attenzionato, su cui ci stiamo concentrando, è un edificio che viene costruito in età ellenistica e che vive senza soluzione di continuità fino all'età cristiana, viene rifunzionalizzato, quindi è la città che continua a vivere, veramente incredibile. I risultati sono già di grande valore scientifico e potrebbero riservare nuove sorprese. E questa mattina è stato presentato a Catania, al Palazzo degli Elefanti, al Comune, il cartellone degli oltre 200 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, danza e spettacoli del Catania Summer Fest 2026. È andata per noi e ci spiega tutto Desiree Ferlito. L'estate catanese si prepara ad accendere piazze, cortili storici e spazi urbani con un calendario ricco di appuntamenti. Presentato a Palazzo degli Elefanti il programma del Catania Summer Fest 2026, la rassegna promossa dal Comune che accompagnerà cittadini e turisti nei prossimi mesi con eventi culturali, musicali, teatrali e cinematografici diffusi in tutta la città. Un cartellone che punta a coinvolgere non solo il centro storico ma anche le periferie, trasformando luoghi simbolo e spazi di quartiere in veri e propri palcoscenici all'aperto. Ci saranno degli sforzi che compiremo anche alla Civita attraverso la presentazione di rassegne teatrali all'interno, così come avevamo detto. Insomma, vogliamo creare un giusto connubio fra l'identità siciliana e le capacità espressive del mondo. Grande attenzione anche alla musica dal vivo. I concerti di maggiore richiamo saranno ospitati nell'Arena di Villa Bellini con grandi nomi della musica come Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Giorgia Negramaro, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Emma Fulminacci, Litfiba e molti altri, mentre numerose iniziative nazionali e locali troveranno spazio nel programma Palcoscenico Catania, sostenuto dal Ministero della Cultura. Non dimentichiamoci mai che quando parliamo di Catania Summer Fest parliamo di un indotto importantissimo in termini di economia indiretta che arriva alla città per effetto delle numerose presenze di turisti che giungono da fuori. Un'estate che punta dunque a trasformare Catania in un grande teatro a cielo aperto, capace di attrarre visitatori e al tempo stesso restituisce ai cittadini spazi vissuti e condivisi. E si svolgerà il prossimo 30 giugno nel quartiere di Librino a Catania la manifestazione Tutti per Uno, escluso nessuno, un'iniziativa che si inserisce nel percorso della Giornata Nazionale delle Periferie Urbane a partire dalle 18 presso Piazzale dell'Elefante, Viale Bummacaro, laboratori creativi, momenti culturali, spettacoli musicali e iniziative dedicate alle famiglie. La manifestazione intende lanciare un messaggio forte a favore dello sport e della cultura come strumenti di inclusione sociale, coinvolgendo attivamente persone con disabilità, atleti paralimpici, over 65, famiglie in difficoltà e donne vittime di violenza.
La pelle non va in vacanza, come proteggerla dal sole, quali trattamenti scegliere e quali rischi evitare. Eva Spampinato ne parlerà oggi subito dopo il telegiornale con la dottoressa Chiara Di Stefano. Il nostro focus sarà dedicato anche all'allarme botulino illegale proveniente dalla Corea, i farmaci sequestrati in Italia e i trattamenti casalinghi vietati. Appuntamento con Sicilia 24 Focus in diretta su Telecolor dopo questo telegiornale e in streaming video su siciliaweb.it. Potrete inviare i vostri messaggi alla linea WhatsApp 342 7455 005. Una nuova pausa e poi il calcio con Catania e Palermo. Siamo al calcio. Fabio Caserta favorito su Emilio Longo per la panchina del Catania. Nelle prossime ore la decisione del club rossazzurro. Sergio Colosi. La prima scelta è Fabio Caserta, l'alternativa è Emilio Longo, ma in una rotazione di allenatori dove ci sono più trattative e indiscrezioni che certezze e ufficialità, non possono escludersi colpi a sorpresa. Non c'è dubbio comunque che il Catania lavori ad un accordo biennale con Caserta, fortemente voluto dal club di Pelligra che l'ha contattato durante la scorsa stagione e più volte per la prossima, ritenendolo il tecnico ideale per il progetto rossazzurro. Un lungo corteggiamento che ha radici lontane nelle scorse settimane sembrava prossimo al lieto fine prima della rottura e della recente ripresa del dialogo. Piacciono il suo 4-3-3, i risultati ottenuti, la valorizzazione dei giovani insieme alla presenza di calciatori esperti. Caserta vuole il Catania e viceversa. Emilio Longo, prenotato dal Foggia in caso di probabile riammissione in terza serie, sarebbe il piano B. In Sicilia verrebbe di corsa per giocarsi la sua grande occasione. Tecnico preparato, utilizza il 4-2-3-1 e in alternativa il 4-3-3, pressing offensivo e tanto possesso palla. Nelle prossime ore la dirigenza etnea fugherà gli ultimi dubbi e, comunicata la scelta, si entrerà nel vivo della programmazione tecnica e organizzativa. Al Palermo adesso con il prossimo servizio Marco Gullà ci rende conto di tutti quelli che sono i passi fatti già dal Palermo che magari sono in prospettiva di essere realizzati sul calciomercato. Sentiamo. Nonostante la finestra estiva di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora alacremente per allestire una rosa competitiva da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. È fatta per Hernani. Il DS rosanero ha effettuato il blitz definitivo con il Monza. Il centrocampista brasiliano, che era conteso anche dal Modena, dovrebbe quindi vestire la maglia rosanero riabbracciando il suo ex allenatore alla Regina. Secondo le ultime indiscrezioni, per il 32enne calciatore sarebbe pronto un contratto biennale con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di promozione. Ma non è tutto. Il Palermo sarebbe pronto a sferrare l'assalto vincente anche per un altro tassello nella linea mediana. Si tratta del centrocampista Noel Estevez, in scadenza con il Parma. Per Estevez sarebbe già pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Rimane sempre viva la pista che porta all'ala del Cagliari Zito Luvumbo. Tra il club rosanero e l'entourage del calciatore ci sarebbe intesa totale, mentre tra le due società, che mancherebbe il giusto accordo per quanto concerne la formula di trasferimento dell'angolano in rosanero. I colloqui tra le parti sono costanti, in quanto Luvumbo è ritenuto dal club di Viale del Fante un profilo di assoluta priorità sugli esterni d'attacco. A breve anche l'ufficialità del rinnovo per il portiere Jes Joronen. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque questo telegiornale finisce qui. Vi ricordo il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19. Vi lascio adesso con Eva Spampinato e Sicilia 24 Focus. A tutti buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.